Il tempo le come il cul, perché il fa come il verlù. Quale migliore proverbio potevamo scegliere per accompagnare l'odierna giornata mondiale della meteorologia? No, scherzo, scusene, offendeve snobi altri che fasi i meteorologi. Tutti coloro che si occupano di questa scienza, di questa attività, ovviamente sono da noi ammirati e assolutamente rispettati. Ho colto però l'occasione di questa giornata, abbiamo già notato che sappiamo ogni giorno praticamente dell'anno c'è qualche giornata che ci ricorda qualcosa, ben vengano, perché ci aiutano magari a mettere in rilievo qualche cosa importante, qualche avvenimento importante, dei valori che ci interessano. In di nostri proverbi che in quinta su fino adesso si arriva quasi a quinta su quasi 50, anzi se vogliamo fare il paragone, è proprio dal 1950 che è questa festa, quindi in 71 anni che è questa giornata indetta dall'ONU, e tante volte entra in ballo il tempo atmosferico si intende, non tanto il tempo che passa, il tempo atmosferico, le condizioni atmosferiche. Manca ultimamente tira in ballo il dì della seriola, cioè la candelora, che se piove siamo fuori, cioè se siamo fuori dalla candelora, ma se piove tira vento all'inverno siamo dentro, eccetera eccetera, abbiamo detti. Abbiamo incominciato, se ricordate, questa serie di proverbi quasi un anno fa, anzi ci avviciniamo al primo anno di attività di questo nostro canale YouTube con i proverbi de il su sui uliv, l'acqua sui ciap, e quindi veramente il tempo atmosferico è al centro dell'attenzione della gente, e soprattutto una volta i nostri paesani, cioè i contadini, dovevano guardare per aria, guardare il cielo, se raccomandavano anche al cielo perché facevano i preghiere, che domandavano al Signore il bel tempo, che avevano i santi da pregare, in vista anche i vari santi mercanti, ma alla fine della fiera e sapevano benissimo che i previsioni possono variare fino a un certo punto. Infatti gli stessi meteorologi ci dicono che le previsioni quando sono a 24, 48 ore, 72 ovviamente hanno un fondamento. Più in là ci possono essere delle previsioni, delle ipotesi, ma di certo effettivamente non può esserci nulla perché chiaramente le condizioni sono varie per i venti, per le correnti, eccetera, eccetera. E quindi il paesano, il contadino, la persona anche semplice d'un tempo aveva verificato questa cosa e quindi poteva dire rosso di sera bel tempo si spera, eccetera, eccetera, dopo si fermava lì anche a lui. Questo proverbio, così che lo si ricorda ogni tanto, anche il Cherubini ce lo consegna con due formule pressoché uguali, perché dice tempe Q veren fa come veren lur, e qui non c'è la rima, altrimenti la nostra formula più sintetica dice tempe Q e fa come il verlù, e sull'italiano lo traduce con una frase un po' più, diciamo, signorile, un po' più delicata, perché dice né di tempo né di signoria non ti dar malinconia. Però alla fine della fiera è quella, se poteva fare in italiano una frase del tipo col tempo e il fondo dei calzoni non fare previsioni, se volete, però l'ho inventata adesso. E niente, per cui cosa dobbiamo dire? Che tutto sommato è un fatto naturale, e l'una e l'altra cosa, per cui che il tempo sia come il sederino che appunto quando ha le sue esigenze deve fare quello che deve fare, così il tempo è imprevedibile, o appunto o è prevedibile a brevissima scadenza, più in là non si può, ed è un riconoscere tutto sommato anche questo, quando parliamo sempre di saggezza contadina, saggezza popolare, che si esprime in queste forme così, se vogliamo, semplici, però in fondo ha un qualcosa di sinode filosofiche, ma comunque di una riflessione, che siamo di fronte a cose più grandi di noi, sulle quali non possiamo farci niente o quasi. Sì, possiamo cercare di
sicuramente di trattare bene la natura in generale e il nostro corpo, così potremmo prevedere di stare un po' meglio tutti quanti. Però alla fine della fiera, quanti robe vanno secondo natura, se ne fa, di no che si può da fare più se di tanto. Ecco che allora adesso siamo diciamo di che siamo in primavera, è appena cominciata la primavera perché è cominciata sabato passato, il 20, siamo al 23, ieri devo ricordare velocemente che era stata l'ultima di 5 giornate di Milano, quindi sono tutte date sicuramente che si accavallano con molti significati. E parlando di tempi, non di tempo atmosferico, ma di tempi andati, appunto ricordiamo questi episodi storici, e invece di tempi correnti, per esempio i tempi liturgici, sappiamo che domenica prossima è la Domenica delle Palme, quindi, e tra l'altro ci avviciniamo appunto a quella scadenza che dicevo prima del nostro canale YouTube, incominciato proprio a fine marzo dello scorso anno, e poi con il primo proverbi che lo fa al principio di aprile, appunto sui ulivi e l'acqua sui ciap. Quest'anno col fatto che la primavera, che la Pasqua, scusami, la Pasqua è il 4 di aprile, proprio il 5 di dell'angelo sarà l'anniversario del primo proverbio che ho messo su. Quindi proverbio più, proverbio meno, tanti proverbi veramente sul tempo, su come va il tempo, sulle condizioni del tempo, sui fenomeni e sui cambiamenti, sui stagioni, è parlato tanto di stagioni. Certo che qualche diceva in nostra invece, e le proprie vera perché è sci, e il tempo, le come il Q, perché fa come il verlù. Alla prossima, ciao ciao!